Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Siamo con il professor Federico Della Puppa, docente dello IUAV, ricercatore del CRESME, grazie di essere qui con noi, Buongiorno. che ci supporterà nel comprendere come sta andando il mercato delle costruzioni nella regione del Veneto. Presentazioni recentissime dell'osservatorio per capire un andamento che purtroppo non è dei migliori. Si era incominciato a settembre, ottobre a parlare forse di una ripresa del mercato immobiliare, delle costruzioni in generale, ci poteva essere si auspicava uno slancio, qualcosa si era mosso, sembrava agli operatori del settore. Il piano casa ha avuto un ruolo importante, ma non sembra che i dati siano esaltanti. Parliamo di un settore vitale, strategico e importantissimo, lo ripetiamo spesso, ma di fatto è così. Perché? Perché fa da volano a tanti ambiti economici che sono strettamente correlati. Tant'è che però i dati che lei ha analizzato con grande attenzione, i parametri di riferimento, non ci danno buone prospettive. E quindi quel dato PIL macroeconomico che poi l'Europa valuta, ai noi, è condizionato fortemente da questo, no? Sì, purtroppo i dati, soprattutto riferiti al 2013, sono molto negativi. Il settore complessivamente dell'edilizia nel suo insieme ha perso il 7%. Ancora 7%? Sì, meno 7%. E se guardiamo con l'occhio un po' lungo, no? Anche se siamo abituati a vivere ormai di brevi periodi più che su lunghi periodi, non si guarda sempre l'immediatezza. Se andiamo a analizzare gli ultimi 5 anni, complessivamente questo settore economico ha perso il 25% del fatturato. Significa che è come se ad ognuno di noi, nelle nostre case, sui nostri stipendi, ci levassero di colpo il 25% di quello che guadagniamo. E dobbiamo fare lo stesso con meno risorse. Il settore è in forte difficoltà, in forte crisi, però una crisi così lunga che da alcuni è stata paragonata non solo quella dell'edilizia, alle crisi economiche in generale, perché l'edilizia soffre in questo momento della crisi complessiva, soprattutto degli investimenti, una crisi che è strutturale, non è solo congiunturale, non è una crisi di 1 o 2 anni ormai come nel passato, è proprio una crisi strutturale che si porta dietro un cambiamento epocale dell'economia. E le costruzioni sono più lente ad affrontare questo cambiamento. Alcuni settori economici l'hanno già affrontato e abbiamo dei dati positivi che sono quelli delle esportazioni. Il Veneto ha ricominciato ad esportare e dal punto di vista delle esportazioni sta di nuovo rimettendo in moto quella locomotiva che un tempo era la locomotiva trainante dell'economia italiana. Ma non è sufficiente. Ma non è sufficiente perché il settore delle costruzioni fino a un po' di anni fa, diciamo che seguiva lo sviluppo economico e poi cominciava a diventare lui stesso un grande volano per l'economia, con tutta la parte immobiliare, con le compravendite, si portava dietro tutto questo sistema. Oggi invece è cambiato tutto e la crisi economica così grave, e soprattutto su un settore che ha perso il 25% di giro d'affari in 5 anni, pone degli interrogativi forti sul modello, cioè sul modello di sviluppo e sul modello anche imprenditoriale che supporta il settore. E qui in questo senso c'è assolutamente tantissimo da fare. Ecco, lei ha toccato un aspetto molto importante, siccome abbiamo molti imprenditori artigiani che anche ci seguono. Quando si parla di modello è un termine un po' così, che dice tutto e non dice niente. Poi per chi vive l'impresa, ce l'ha in mano, dice ma di che cosa stiamo parlando? È difficile anche mettere in discussione proprio, ma dalle indagini che lei ha fatto, che cos'è che adesso non funziona più e quindi che cosa l'imprenditore dovrebbe rivedere in modo importante? Quindi entriamo nel modello, sì. per cui scandiamo quelle parole che lei sta dicendo. Allora, diciamo che proprio 2 giorni fa abbiamo presentato i dati non solo dell'Osservatorio sul mercato delle costruzioni del Veneto, che è un osservatorio nato ormai 5 anni fa da una partnership tra la Cassa Edile Artigiana Veneta, oggi diventata Edilcassa Veneto, e Union Camere del Veneto. È un osservatorio importante che ogni 3 mesi fa un monitoraggio del mercato. E all'interno di questa analisi abbiamo fatto un approfondimento proprio recentissimo, 2 mesi fa,
grazie ad un progetto europeo che si chiama Profili, proprio andando ad analizzare nel dettaglio quali sono gli atteggiamenti e le strategie delle imprese di fronte allo scenario della crisi. Quindi non solo i numeri, ma anche a chiedere un po' quello che in gergo si chiama sentiment, no? Che diciamo è un po' la sensibilità, la sensazione delle imprese, e anche per cercare di capire se le imprese hanno messo in atto delle strategie oppure no. Ecco, un dato molto rilevante che emerge e che è richiamato anche in una delle slide che vi ho portato, quella la numero 31, è che, ed è un dato per molti versi sorprendente, è che di fronte ad uno scenario di 5 anni di crisi. Quindi chiediamo un attimo dalla regia la slide 31, che così ci può... Eccola qua. Ecco, di fronte ad uno scenario di crisi, di fronte alla domanda, di fronte alla crisi, avete messo in atto delle strategie? Le imprese dopo 5 anni, il 62% delle imprese ci ha risposto no, non abbiamo messo in atto nessuna strategia. Allora, questa assenza di strategie dipende non tanto dal fatto che le imprese in qualche modo non vogliono superare la crisi, anzi, solo che c'è una mentalità molto forte, molto ancorata nel sistema imprenditoriale delle imprese di costruzione del Veneto, che è quella della speranza di ritornare al passato, cioè Si tornerà, sarà un ciclo che poi si ritornerà come prima. Sì, e dopo si ritornerà come prima. In realtà questa crisi, ripeto, da alcuni è stata paragonata, questi 5 anni di crisi è stata paragonata ad una vera e propria guerra, cioè l'effetto economico e finanziario che si ha dopo un grande conflitto. Il conflitto questa volta non è stato, cioè non abbiamo avuto la guerra, ma è stata una guerra finanziaria, c'è stata, un conflitto economico e finanziario c'è stato tra i paesi, eccetera, eccetera. Ma diciamo che a livello locale quello che noi possiamo fare è che in uno scenario di questo tipo stare fermi e aspettare è la cosa più sbagliata. Cioè proprio nel momento della crisi, che paradossalmente bisogna investire di più per mettere in atto strategie, trovare soluzioni per adattarsi alle nuove condizioni del mercato. Ecco, però le imprese obiettano il fatto che sono soffocate dalla mancanza di liquidità, perché le banche non danno possibilità, da una tassazione che lasciamo perdere, tutti sanno di che cosa si tratta, da uno Stato che fa promesse che poi va a tagliare su altre cose ma non sul famoso cuneo fiscale, quindi resta una bocca asciutta. Su una situazione che è molto difficile per pensare con apertura mentale a strategie di investimento che sarebbero logiche, dovrebbero esserci, per cui forse chi ha l'export magari ci pensa perché ha questo ossigeno, chi non ha l'ossigeno, e poi imprese di un imprenditore, perché sappiamo la mentalità del nord-est qual è, che quindi o è avveduto, è un uomo illuminato, oppure... Diciamo che l'osservatorio di Ilcassa Veneto ci permette in questo caso anche di approfondire questi elementi, no? Di raccogliere un po' di informazioni utili, perché alcune domande che noi facciamo ogni 3 mesi a 600 imprese del settore ci consentono per esempio di capire che di fronte a questo scenario di crisi le imprese si stanno muovendo e stanno capendo che il mercato non è più quello di prima. Si stanno riorientando per esempio in modo massiccio sul mercato della ristrutturazione, del recupero, però lo stanno facendo ancora con le logiche del passato. Allora qui l'elemento sul quale noi dobbiamo spingere è da un lato proprio una revisione dell'approccio che noi abbiamo di fronte a quello che il mercato chiede. Fino a un po' di anni fa il mercato chiedeva da solo, non serviva quasi andare in cerca di lavori perché i lavori arrivavano. Oggi invece le imprese devono essere più attive sul mercato, devono muoversi sfruttando tutte le opportunità che si hanno, e oggi in questo momento non ne abbiamo mai avute così tante dal punto di vista degli incentivi e quant'altro. E il punto debole di tutto questo sistema non è tanto quello imprenditoriale, perché al di là delle debolezze che dopo 5 anni di crisi tutti abbiamo, no? È come se noi fossimo dei pugili, al quinto colpo cioè andiamo al tappeto, no, magari anche al secondo in alcuni casi. Ecco, noi invece abbiamo tutto ciò che sta intorno che non ci sostiene. Il pugile da solo sul ring, quando torna all'angolo per riposarsi, se non ha gli sparring partner che lo aiutano, che gli asciugano sudore, che gli danno da bere,
non può ritornare diciamo, Certo. al centro e a essere competitivo in qualche modo nella sua gara. Le imprese devono essere aiutate. Gli sparring partner delle imprese sono, da un lato, ovviamente le associazioni, anche le amministrazioni pubbliche che possono in qualche modo orientare le attività, aiutare, agevolare, ad esempio attraverso meccanismi di semplificazione burocratica. Oggi per avere delle autorizzazioni, ad esempio, per ampliamenti di attività, perché c'è qualcuno che va bene e che ha bisogno di costruire, non è che tutto va Sì, male, infatti. però non si può aspettare 1 anno e mezzo. Un'impresa che è attiva sul mercato e che vuole investire qui e non andare all'estero non può aspettare 1 anno e mezzo per poter ampliare il capannone o Deve, come una famiglia che ha sì, necessità di intervenire sulla propria abitazione e magari ha gli incentivi che scadono fra 6 mesi, non può aspettare 9 mesi un permesso o qualcosa del assolutamente. genere. E alle volte si va a calcolare quanti documenti le nostre imprese devono fare, ci sono per singoli interventi, alle volte si arriva anche a 50 documenti che vanno presentati. Allora, c'è un sistema un po' farraginoso da un lato. Il secondo sparring partner è il sistema economico-finanziario, quello finanziario in particolare. E qui il problema grosso di questi anni, quello che si diceva, è il sistema bancario, che non ha Che sostenuto, è stato sostenuto giustamente per rafforzare tutto il sistema Italia, ma non ha sostenuto a sua volta tutto il sistema delle imprese. quindi c'è una concausa importante, Allora, c'è una insomma, concausa c'è importante e poco. qui in questo momento, in questo specifico momento, non è più possibile che ognuno guardi solo al suo singolo settore, ma bisogna guardare al sistema nel suo complesso. Allora, le imprese da sole non possono agire, però le imprese sono il motore della nostra economia. Senza le imprese nessuno di noi vive e lavora, Certo. se non facciamo imprenditoria. E il Veneto è da sempre anche un luogo dell'impresa, un luogo dove ad esempio l'artigianato, l'artigiano ha costruito un modello anche imprenditoriale che siamo stati capaci in qualche modo di esportare proprio anche come modelli studiati. Certo. Oggi si parla per esempio di futuro artigiano come slogan, nel senso che con l'evoluzione della tecnologia, oggi l'artigianato può giocare un ruolo importantissimo a livello locale nello sviluppo. Pensiamo solo alla futura utilizzazione di quelli che oggi sono delle cose agli esordi, come le stampanti 3D, ad esempio. Ma un domani noi potremmo a casa nostra scaricarci da internet un progetto di un pezzo di ricambio della nostra automobile e farcelo da noi. O lo potrà fare l'artigiano nella sua officina senza dover aspettare i pezzi di ricambio ordinati chissà Assolutamente. dove. Allora, c'è una tecnologia che evolve, un mondo che sta cambiando, una crisi che ha velocizzato questo cambiamento, ma bisogna che tutti si mettano a correre insieme. Non può essere che qualcuno sta al palo guardando gli altri correre dicendo bah, forse ti aiuto se serve. E Assolutamente. qui sicuramente il sistema bancario è uno degli esiti delle nostre indagini appunto con Edilcassa e con Unioncamere è proprio quello del poco aiuto, del poco supporto che tutto il sistema finanziario fa alle imprese in questo momento. Questa osservazione è stata fatta anche da più parti, lo stesso Squinzi ha fatto questa osservazione diretta o indiretta, comunque c'è stata. A questa provocazione di una ricerca dettagliata da parte vostra, quindi non è solo un imprenditore o chi rappresenta l'impresa che potrebbe tirare sempre l'acqua al proprio mulino, come è ovvio che sia. Gli istituti bancari, le rappresentanze istituzionali hanno dato un qualche tipo di risposta per trovare delle spiegazioni? Ma diciamo che alcuni istituti bancari, alcune banche hanno iniziato a capire che il mondo è cambiato, anche per loro da un lato, ma il mondo è cambiato anche come riferimenti rispetto a come erano abituati prima. E quindi se prima l'investimento immobiliare era visto in un certo modo ed era agevolato, oggi hanno capito che, per esempio, il mercato della ristrutturazione e tutto ciò che riguarda il sostegno all'investimento relativo agli incentivi per l'efficientamento energetico è il mercato del futuro ed è il mercato sul quale investire. Allora, per fortuna, diciamo che abbiamo degli istituti bancari che hanno messo a punto dei prodotti specifici e sono a fianco anche di imprese nella proposta di, ad esempio,
supporto alle famiglie o agli imprenditori che vogliono ristrutturare le proprie Quindi abitazioni. alcuni hanno agganciato Sì. in qualche modo l'innovazione e mettendola come condizione sine qua non. Hai un progetto interessante, innovativo, volto all'ambiente, tutti quelli che Sì. sono i parametri poi dell'Europa, di cui si potrà anche accennare dopo. Io ti supporto, può essere. Altri invece, nonostante questo, non si possono sbilanciare. No, diciamo che hanno anche delle situazioni di deficit loro bancari, Infatti questo abbiamo è letto l'altro in questi problema. giorni alcune situazioni per cui Gravi anche. rivedono le loro logiche e quindi diciamo che da un lato stanno cercando di rafforzare il loro sistema, però in questo senso anche eh, trattenendosi dal mettere in atto una serie di azioni che invece sarebbero importanti. Perché una cosa paradossale in questo meccanismo di crisi è che in realtà non è che non ci siano soldi, è che questi soldi non vengono investiti. Si preferisce investirli in azioni, attività, diciamo, di minore magari remunerazione, che però sono in qualche modo sicure. Se andiamo a vedere le aste dei bot, le ultime aste dei bot, dimostrano che non c'è problema nell'investimento. Infatti. Perché le aste appena si aprono si chiudono subito, perché tutto ciò che viene bandito, viene messo all'asta, viene acquistato. Allora significa che noi abbiamo una forte liquidità, solo che questa liquidità non viene utilizzata. Tra l'altro ci sono state delle iniezioni rispetto proprio all'utilizzazione di fondi destinati alla casa e alle ristrutturazioni e all'efficientamento energetico, dei fondi che sono stati dati alle banche in ogni regione. Quindi ci sono stati dei fondi Ci dati alle sono dei banche. fondi e proprio Ok. ieri tra l'altro è la notizia che verrà dato un altro 1,6 miliardi per un cosiddetto piano casa nazionale, cioè Da parte di chi sostegno, viene in questo dato? caso dal governo, cioè sostegno ad interventi di questo. Perché? Perché noi oggi abbiamo complessivamente un sistema immobiliare che consuma troppa energia e sul quale dobbiamo intervenire, perché se questo sistema consuma troppa energia, la nostra bolletta energetica costa troppo. Poi se succede qualche cosa nei paesi che ci devono dare il gas, noi Tipo in Ucraina, siamo cioè dove morti passano praticamente, cioè i siamo anzi gasdotti, congelati. sì, sì. Allora in questo senso diciamo che noi la miglior tutela che possiamo fare sulla nostra economia è investire in un efficientamento complessivo del sistema, che sul settore delle costruzioni significa efficientamento energetico da un lato di tutto ciò che è stato costruito. Quindi è evidente che noi non possiamo più costruire di più di quello che abbiamo costruito nel passato per tanti motivi, non ultima la questione del consumo di suolo che ci viene ricordata, basta che piova 7 giorni e ci troviamo sott'acqua. Recentemente zone qui vicine a Padova hanno avuto degli allagamenti con dei danni molto rilevanti, proprio perché abbiamo consumato troppo territorio e dobbiamo rimettere mano a quello che abbiamo costruito. Ma questo lo possiamo fare grazie anche al fatto che l'efficientamento energetico delle costruzioni in generale porta ad un miglioramento della bilancia dei pagamenti complessiva, sia della singola famiglia, sia del sistema nel suo e quindi è verso questa direzione che dobbiamo spingere la nostra economia. Assolutamente, torniamo anche su questi aspetti, poi vediamo altre cose che sono molto interessanti dopo la pubblicità, tra pochi secondi.